essendo la prima volta in Veneto che facciamo questa cosa, abbiamo avuto la massima disponibilità di tutti quanti, dalle forze armate sia alle forze civili, e stiamo riuscendo a fare un bel lavoro nella città di Conegliano. Sanificare la città dal coronavirus. Questa è la volontà del sindaco Fabio Chies, maturata con l'esperienza personale del contagio che l'ha portato in isolamento per oltre 2 settimane. Un'idea diventata un esempio possibile per tutte le città grazie all'esercito. Il modo migliore per fare un'operazione massiva in un giorno solo era quello di chiamare l'esercito. Devo dire che l'esercito ha risposto prontamente, con più di 26 mezzi divisi in 9 squadre sul territorio. Oltre 100 uomini tra gli alpini del Terzo, l'artiglieria da montagna e del logistico Pozzuolo del Friuli, più 50 uomini dalla protezione civile, tutti impegnati a lavare ad alta temperatura l'intero territorio comunale. L'ignizione viene fatta con una apparecchiatura che si chiama Sanijet ed utilizza esclusivamente vapore ad alta pressione a una temperatura di circa 150-160 gradi centigradi. Quindi qui non c'è un utilizzo di ipoclorito di sodio, di varachine, insomma? No, non c'è nessun utilizzo di prodotti chimici perché a questa temperatura non è necessario, in quanto il virus resiste per pochissimi secondi a una temperatura come questa, non c'è bisogno di usare materiale che potenzialmente potrebbe essere inquinante. Per tutta la giornata hanno operato questi gruppi in un Conegliano deserto, significando strade, marciapiedi e entrate ai parcheggi costantemente supportati dagli alpini dell'ANA. Da sempre, dall'inizio dell'emergenza, qui a Conegliano, nel portare i pasti caldi, nel portare le ordinanze che da subito il nostro sindaco ha voluto informare la propria popolazione, gli alpini c'erano e la sezione c'era. Per gli alpini in armi, più che una missione, un dovere verso la città che dà il nome allo storico gruppo di artiglieria da montagna. Qui ci sono schierati tutte le forze dell'esercito presenti sul territorio, coordinate dal comando delle forze operative nord di Padova. Io sono il comandante di una task force, ma è corale lo sforzo ed è l'abbraccio ideale della difesa e dell'esercito alla città di Conegliano. Una lotta e un impegno continuo nella lotta al virus, che vede in prima fila il sindaco toccato personalmente dal contagio. Cosa le ha insegnato l'esperienza del coronavirus? Mi ha insegnato innanzitutto che può capitare a tutti e mi ha insegnato anche che il cuore delle persone è grande. In questi 20 giorni in cui sono stato in quarantena, molte sono le persone che mi hanno manifestato stima, apprezzamento e affetto soprattutto. Ho sentito il cuore della città battere vicino e vi assicuro che è la cosa che mi ha consentito di uscire nel più breve tempo possibile.